Risposte chiare, indicazioni precise per arrivare pronti e preparati. Sono oltre 300.000 tra azionisti e obbligazionisti i risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari venete che potranno accedere al fondo di indennizzo. La prima data importante dovrebbe essere il 26 luglio, quando si potrà iniziare a presentare la domanda. Ci sono solo 180 giorni di tempo per farlo. Il Comune di Padova e l'assessore Antonio Bressa alle politiche di tutela dei consumatori, visto il gran numero di risparmiatori padovani coinvolti, hanno deciso di organizzare un incontro informativo in sala anziani per la sera del 10 luglio. Qui si potranno ricevere tutte le informazioni dall'avvocato Vincenzo Cusumano, che da anni segue legalmente molti risparmiatori veneti. Per accedere al fondo servono molti documenti, spesso difficili da reperire. Bisognerà trovarsi preparati per quel momento. Sarà una serata informativa in cui daremo tutto il materiale necessario per poter accedere al fondo e daremo tutti gli indirizzi, le PEC, gli indirizzi fisici necessari per poter presentare la domanda. Questi sono i requisiti necessari per accedere al fondo. Uno dei due requisiti: ho 35.000 euro di reddito, inferiore a 35.000 euro di reddito o inferiore a 100.000 euro di patrimonio mobiliare. Nel caso in cui non ci fossero, l'indennizzo non è automatico, ma sarà necessario passare per una commissione che valuterà se c'è stata una violazione degli obblighi informativi. In caso di violazione degli obblighi informativi si potrà accedere comunque. Nelle scorse ore, intanto, il ministro Tria ha firmato il decreto per istituire una commissione formata da 9 membri per verificare e autorizzare l'erogazione degli indennizi. Poi finalmente potrebbero arrivare i primi risarcimenti. Ecco le tempistiche. I soldi sono già stanziati, c'è 1,5 miliardi in 3 anni, quindi presumibilmente tra 180 giorni ci sarà un piano di riparto e quindi successivamente i soldi nel giro dei prossimi 6 mesi verranno già distribuiti.